Piero Rinaldi, presidente della FIGC Basilicata, primo anno di Supercoppa, un successo perché comunque è stata una bella gara tra le due formazioni che hanno vinto la Coppa Italia e c'è stato anche un buon riscontro di pubblico, quindi soddisfazione per questa prima edizione. Sì, lo sdoppiamento tra il campionato di eccellenza e il campionato di promozione ha generato questa finale. Sono anche contento perché si pensava ad una goleata, quindi a una partita noiosa, invece è stata vincente, corretta e penso che abbiamo superato tutti a pieni voti quindi il prossimo anno riproporremo la stessa formula. E al primo anno arriva subito il primo triplete, lo porta a casa la Vulture Rionero che l'anno prossimo andrà a disputare un campionato di Serie D e vedendo la cornice di pubblico anche della partita col Pignola è senz'altro un grande orgoglio avere una squadra come la Vulture in Serie D. Sì, è un anno senz'altro da incorniciare, grossi risultati, anche meritati, diciamolo, con questa vittoria della Supercoppa è il fiore, diciamo, all'occhiello di una stagione veramente da ricordare. Ora non è finita qui perché dopo la Supercoppa c'è tutta la trafila dei playoff, quindi diciamo che i campionati lucani entrano nel vivo per lo sprint finale. Sì, diciamo che noi non andiamo al mare perché dopo sta Supercoppa ci sono le fasi nazionali giovanissime allievi, c'è il torneo delle regioni, c'è il torneo Scirea, c'è il torneo di Castelluccio, quindi penso che pochi comitati accettano degli impegni così stressanti, ma noi ci siamo perché ci sono i ragazzi, ci sono le società, quindi è un sacrificio che dobbiamo fare sia economicamente che a livello di risorse umane, a livello di tutto, insomma. Rionero e Real Senisi hanno dato vita anche a due campionati, quello di eccellenza e di promozione molto avvincenti, molto combattuti e anche questo fa bene al movimento lucano, campionati aperti fino alle ultime giornate. Sì, anche con la formula dei playoff e dei playout abbiamo reso ancora più interessanti ed avvincenti le partite. Insomma, siamo soddisfatti di come è andata questa stagione, nessuna società si è ritirata perché c'è anche il pericolo che le società non ce la fanno più economicamente, però l'entusiasmo, l'abnegazione dà sempre una carica.